Si sapeva che sul terraglio, diciamo, nella periferia c'erano già, si vedevano, però arrivare davanti alle attività commerciali mi sembra un po' una cosa un po' nuova questa, quindi non lo so dove arriveremo. Prostitute sotto i portici del centro di Mogliano, davanti ai negozi, nei locali, sdoganato dalle lucciole il tabù del centro cittadino. Da un paio di settimane, lamentano i commercianti, prostitute e clienti arrivano fino alla piazza davanti al municipio. Bevono birra, trattano direttamente davanti ai negozi, mettono per terra salviette, lattine di birra, Coca-Cola, eccetera, e noi al mattino arriviamo e ci troviamo tutte le immondizie davanti, senza dire tante altre cose, insomma. I negozianti lanciano un appello a comune, polizia locale e carabinieri. Io spero che gli organi di competenza prendano dei provvedimenti al più presto e me lo auguro, perché sicuramente non è una situazione molto bella per la città stessa, insomma, questa. Problema che si ripresenta ciclicamente, replica il comune, l'unica risposta è un presidio massiccio delle zone interessate. Noi abbiamo una collaborazione con la questura per i controlli serali, ma in più abbiamo anche, e quindi andremo anche a riproporli un po', quelli che sono dei cicli di controllo straordinario fatto dalla nostra polizia locale, perché in realtà l'unico modo che hai di allontanare le prostitute è quella di mantenere il presidio del territorio.